Giuseppe Crapanzano oggi si presenta qui all'Istituto Belle Arti Michelangelo il suo libro Una vita da profugo, un excursus molto interessante di un periodo storico. Sì, che abbraccia non solo il periodo degli anni 40-50, quando hanno visto molti 350.000 istriani fuggire dalla propria terra per poter avere salva la vita, ma anche e quindi affrontando anche le vicissitudini di quel periodo, ma anche una considerazione del nostro territorio, e quindi emergono in questo caso quindi dalla civiltà del nord-est alla civiltà del sud-ovest, dall'Istria, Dalmazia alla Sicilia e al sud d'Italia. Due civiltà a confronto e contrastano in una maniera stridente proprio nell'excursus della vita dell'intervistato, che è il professore Svettini, che tutti conosciamo. È un libro che oggi si presenta, è quello Una vita da profugo, e l'ha scritto il professore Crapanzano Pino. Ha voluto assolutamente che io raccontassi le mie vicissitudini da profugo istriano e poi da siciliano part-time ad Agrigento. Io ho raccontato un po' mettendomi a nudo e con tanta sofferenza, perché non è sempre facile fare in modo che riemergano dal subconscio dei ricordi dolorosi. Però tutto sommato ho deciso che è stata un'operazione ben fatta, perché bisogna riscoprire le proprie radici, perché soltanto se si è attenti al passato si può avere un futuro. Fortunatamente il 10 febbraio di ogni anno adesso si ricorda questa triste vicenda italiana di Istria e degli emigrati che furono mandati specialmente durante il governo di Tito, il governo comunista di Tito, furono mandati fuori da quei territori che l'Italia cedette all'ex Jugoslavia con il Trattato di Parigi. È una pubblicazione questa che oggi si presenta, che ha degli aspetti importanti e che i giovani dovrebbero conoscere. Mi auguro che questo volume sia letto specialmente dai giovani e che possa fare meditare per il futuro quanti specialmente hanno l'obbligo di forgiare le menti proprio dei ragazzi. Io vorrei ricordare che nella presentazione del libro ho ricordato che quest'opera corrisponde idealmente allo spirito del Giorno del Ricordo, istituito con legge 30 marzo 2004 proprio in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmato e delle vicende del confine orientale, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia di quegli autentici italiani e di tutte le persone infoibate, nonché del conseguente esodo. E a questo proposito dobbiamo ricordare che l'iniziativa che ha portato appunto alla riscoperta di questi tragici eventi è stata quella del presidente Ciampi, il quale ha valorizzato lo spirito degli istriani e ha ricordato soprattutto le migliaia e migliaia di vittime delle foibe.